Possono tirare un grosso sospiro di sollievo le amministrazioni dei 5 comuni del Comelico, di Auronzo, di Cadore. Nella giornata di ieri il TAR del Veneto ha infine annullato, per difetto di istruttoria e motivazione, il decreto del 5 dicembre 2019 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che imponeva pesantissimi vincoli paesaggistici in un'area montana di 420 km2 considerata essere di notevole interesse pubblico. Al decreto erano subito seguiti 3 ricorsi separati e successivamente accorpati dal TAR da parte dei comuni interessati e dalla Regione Veneto, a cui si è poi aggiunta la provincia di Belluno, poiché il decreto si imponeva come una pietra tombale sulle possibilità di sopravvivenza e sviluppo di un'area già alle prese con numerose problematiche, prima su tutte quella dello spopolamento. Non solo, sul tavolo anche la questione del collegamento sciistico tra il Comelico e la Valpusteria, considerata un elemento imprescindibile per lo sviluppo di un territorio che da tempo combatte contro il proprio isolamento. Devo dire che è una sentenza che ci rende felicissimi, anche perché la provincia si era costituita ad adiuvandum proprio in supporto dei comuni per cercare di togliere questi vincoli che avrebbero impedito lo sviluppo soprattutto dei collegamenti sciistici, ma anche di tutte le attività anche di sviluppo del territorio. Infatti il TAR ha definito all'interno della sua sentenza illegittimo il decreto del MIBAC, poiché fondato su dati istruttori errati e non aggiornati e su una motivazione perplessa e contraddittoria che, più che combattere lo spopolamento, l'avrebbe favorito, compromettendo irrimediabilmente le possibilità di sviluppo economico e sociale dei territori interessati, che peraltro sono già al 96% vincolati per legge. Questo non è che vuol dire che indiscriminatamente dobbiamo utilizzare il territorio senza attenzione anche dal punto di vista ambientale. È chiaro che questo mette comunque dei paletti diversi rispetto a quelli che sono i vincoli paesaggistici così restrittivi che c'erano prima. Adesso mi auguro che si possa da questo ripartire e soprattutto completare quell'investimento del collegamento sciistico con la Pusteria, che per noi è fondamentale, soprattutto per questo territorio del Comelico che è già in difficoltà con i noti problemi legati all'intervento in galleria. E anche sul fronte del tunnel arrivano buone notizie. Il ministro Daniele Franco, prima di lasciare l'incarico, ha consentito il finanziamento di almeno 60 milioni per la seconda canna della Galleria Comelico e quindi all'utilizzo della strada ausiliaria della Valle, e ieri ha incontrato con la sua delegazione il presidente dell'Unione Montana del Comelico, Giancarlo Ianese. Verosimilmente i lavori non partiranno prima della prossima primavera e saranno dunque riviste tempistiche e modalità della chiusura, adottando questa volta un approccio orizzontale che possa tenere in considerazione non solo gli aspetti tecnici ma anche sociali dell'intervento in favore di una soluzione di comune accordo.